manca pochissimo per l'inizio dei playoff per queste due squadre. E Alviti chiude il palleggio, va da Ross che attacca a sua volta la virata, ottimo movimento del giocatore in maglia numero 20. Nessuno però prende Doyle ha una mezza idea e la completa andando al ferro. Qui bravissimo Delia che poi chiude anche la difesa, nessuno però ruota su Nick Perkins e arriva la prima schiacciata della difesa di Brindisi che ora davvero è salita di colpi. Transizione Thompson per Willis, splendida la Epic Casa al suo meglio, anzi per Gaspardo. Qui intanto Alviti con un tiraccio, non vede nemmeno il ferro. Thompson dall'altra parte con gli stivali delle 7 leghe a schiacciare. Zanelli per Perkins che si accontenta del tiro, ma è un bel accontentarsi. Ora ha preso ritmo l'attacco della Epic Casa. Serve, tenta di servire Grazoulis ma legge tutto Udom che si scatena in campo aperto, prova a schiacciare ma trova la grande ostruzione di Grazoulis che gli nega l'inchiodata. Ora si consegna per Doyle che prende il tiro da 3 punti, il piazzatone a bersaglio di Milton Doyle. Ora altri 10 secondi per l'attacco, Bell sbaglia ma arriva Derek Willis e pulisce tutto andando a schiacciare, ma si butta in una zona della difesa che era molto ben coperta e allora c'è il contropiede chiuso col punto esclamativo da Mike Henry. Punteggio davvero bassino, qui gran palla di Bostic, perso Perkins sotto canestro. Il padrone di casa non sta producendo, non sta brillando come al solito. Attenzione a Upson che va verso il ferro, segna, subisce il fallo. Harrison manda al bar Cavaliero da 3 punti, Harrison da casa sua, dall'Alaska, il bulldozer a segno. Allora si va in angolo da Bell per il taglio di Zanelli, il tiro di Zanelli tutt'altro che semplice dalla media. A sorpresa dall'altra parte Trieste, Doyle nell'angolo per Grazoulis, si è spaziata benissimo Trieste, buona difesa di Tommy che lo contiene, poi Harrison da 3 punti da lontanissimo, Mr. D a bersaglio. Qui Willis attacca di pura potenza, va al ferro, altro potenziale gioco da 3 punti